Io proprio senza parole, senza parole, cioè proprio senza parole. Abbiamo preso una partita che stavamo vincendo, magari neanche meritatamente, così meritatamente. Premetto che io ho visto solo tutto il secondo tempo e uno spezzone del primo. Tu stai vincendo una partita, non dico giustamente, però il Genoa non è che abbia fatto così tanto, perlomeno quando ho visto io, quando l'ho messa io per vincere la partita. Tu hai preso questa partita così, proprio così, hai preso questa partita nel cesso. Nel cesso. Bene, grazie. Grazie, grazie Magico Cagliari per regalarmi queste fantasmagoriche emozioni. E oggi cranio male. Oggi cranio male. Cioè, sul primo gol Caceres, io da uno come Caceres, una cappellata simile, non me l'aspetto, ma mai, proprio mai. Tra l'altro, tre gol, tre colpi di testa. Forse, penso che mai come in questa partita si è sentita l'assenza di uno in difesa come Godin. Mai come in questa partita. Mai. Tra l'altro fatemi fa pure la copertina di questa partita de merda, devo trovare un'immagine che io ci metterei direttamente uno stronzo gigante come copertina della partita che penso descriva al meglio quello che è successo. Cioè, veramente imbarazzanti. Abbiamo buttato nel cesso una partita. Ancora poi fanno sto teatrino a centrocampo. Basta. Semplici, basta fare sto teatrino a centrocampo. Che sei veramente ridicolo. Sei veramente ridicolo. Hai buttato nel cesso una partita. Cioè, hai buttato nel cesso una partita che tu stavi vincendo 2-0 e non hai voluto vincere perché poi se tu ti mangi gol davanti alla porta al 91esimo, 92esimo, quando è, tu meriti di perderle le partite. Meriti di perderle perché nel calcio vince chi segna. Se tu non segni e stai davanti alla porta e ci vai soltanto vicino, meriti di perdere. È così che funziona. È così, tra l'altro poi Destro con noi è una sentenza, deve sempre rompere i coglioni. Vabbè, raga, ma di che stiamo a parlare? Ma che c'è da dire? Cosa vi devo dire? Cioè, veramente, cosa vi devo dire della partita? Io non so cosa dirvi. Io non so cosa dirvi della partita. Imbarazzanti, siamo veramente imbarazzanti. Non mi sento di aggiungere altro perché cioè più c'abbiamo la possibilità di. Tra l'altro mi sono scordato, devo pure sponsorizzare il sito di maglie, vaffanculo. Lo sponsorizzo dal prossimo video. Che oggi proprio non me va, oggi mi rode il culo. Oggi mi rode veramente il culo. Cioè a fa ste figure de merda. Veramente non esiste, non esiste. Stai in vantaggio 2-0, ti fa rimontare 3 gol. No? Stiamo a diventare una barzelletta, Stiamo diventando una barzelletta. De Iola, ragazzi, con tutto l'affetto del mondo, per carità. Ci metterà l'impegno, ditemi quello che vi pare, ditemi. Ma è una pippa. Quanto ci volevamo girare attorno al fatto che De Iola è una pippa? Non lo so, non lo so. Tra l'altro non è per niente, però due gol subiti la prima partita contro lo Spezia nel pareggio 2-2, che è l'unico punto che abbiamo per adesso in cascina, 4 gol contro il Milan, e quindi siamo a 6. 3 gol oggi contro il Genoa. 9 gol in 3 partite, una media di gol subiti di 3 a partita. Non lo so, non lo so. Forse so io, forse so io. Anzi, forse siamo noi che stupidamente chiediamo che la difesa venga rinforzata. Io spero che quello di Caceres di oggi sia stato solo un caso. Però a quanto pare qui di casi ce n'è sempre almeno uno a partita. E io il caso personalmente, quello con 2Z, però me lo so rotto. Tanto anche.
Non lo so ragazzi, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate.